Una buona giornata a tutti e a tutte. Oggi venerdì 19 giugno in diretta con la nostra prima edizione, puntuali tanti come sempre gli argomenti di oggi, come il grande caldo che sta colpendo la nostra regione e non solo. Avremo modo di parlarne anche durante i nostri collegamenti, tanta la cronaca, ma soprattutto ritorniamo sulla notizia di ieri nel Veneziano. Siamo precisamente a Marghera, dove per noi c'è la nostra Anna Maria Parisi. Ci racconta dopo di una morte avvenuta in seguito a un pestaggio e ricovero di un trentenne di origine bengalese, e tutti i dettagli proprio con la nostra Anna Maria Parisi. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te, ai nostri telespettatori e telespettatrici. Ci troviamo in via Fratelli Bandiera a Marghera, e proprio qui, come sta mostrando Sandro con le sue immagini, ai bordi di questa strada è stato ritrovato lunedì mattina tra le 5:30 e le 6 il corpo esanime ricoperto in una pozza di sangue e pieno di lividi ed ematomi del trentenne di origine bengalese Rakeb Kashem. Subito soccorso, è stato immediatamente portato all'ospedale di Mestre, ma poi per le conseguenze gravi per il pestaggio subito si è reso necessario il ricovero all'ospedale di Padova per un trapianto che non è mai avvenuto nel momento in cui il trentenne è morto nella notte di mercoledì. Una morte avvolta nel giallo. Rakeb viveva nella terraferma ma a Mestre, nei pressi del vecchio ospedale, e lavorava a Venezia come cuoco. Non si capisce perché si trovasse qui in questa zona che di notte assume contorni decisamente diversi, una zona problematica questa di Marghera, è nota non soltanto per lo spaccio ma anche per la presenza delle cosiddette belle di notte. Rakeb sarebbe diventato papà nell'arco di pochi mesi, la moglie si trova in Bangladesh e adesso la Procura di Venezia, con il coordinamento di quella di Padova che ha ceduto il fascicolo, sta indagando per omicidio preterintenzionale. Da Marghera è tutto, la linea torna a te, Edi. Anna, se posso chiederti, sei stata coinvolta nel racconto ieri, tra l'altro poco dopo l'ora di pranzo, e vittima di un'aggressione che hai subito in prima persona in via Piave, per raccontare anche ciò che accade in quella zona. Ti va di raccontarci? Sì, allora Edi, dunque ieri mi ero recata intorno alle 14 come facciamo noi giornalisti e soprattutto televisivi, per riprendere anche il luogo in cui era stata il pomeriggio precedente aggredita una ragazza di 30 anni. E nel momento in cui mi trovavo lì con la telecamera per riprendere il posto, ho ripreso tutto quello e tutti coloro che si trovavano sul luogo pubblico, così come è previsto anche dalle normative vigenti. Ma sono stata prima avvicinata da un nordafricano che mi aveva, diciamo in modo un po' violento, chiesto di non riprenderlo, e poi da un secondo nordafricano che ha cercato di strattonarmi, anzi di prendermi la telecamera per impossessarsi delle immagini, e quindi mi ha strattonata cercando anche di immobilizzarmi alla parete dove mi trovassi, dello stabile dove mi trovavo, nei pressi del civico 160 di via Piave. Fisicamente sto bene, però la paura è stata tanta, e nel momento in cui ho dovuto poi chiamare le forze dell'ordine, la polizia locale, perché potessi rientrare in sede e quindi raggiungere l'auto aziendale con cui mi ero mossa. Quindi io ringrazio anche, volevo dirti Edi, con questa occasione ringrazio anche le istituzioni che mi hanno manifestato fino adesso la loro solidarietà, dal Presidente di Regione al Sindaco di Venezia. Chiedo però che quanto mi è accaduto
l'aggressione subita non venga strumentalizzata politicamente, e adesso chiedo giustizia, e per questo mi recherò a sporgere querela di parte, e però anche rispetto per la mia persona e per la mia famiglia, e nessuna strumentalizzazione. Assolutamente. Grazie per questo racconto. Come già accennavi, la solidarietà anche dal Presidente della Regione Alberto Stefani, dalle istituzioni tutte che stanno intervenendo su questa aggressione subita dalla nostra collega, a cui noi della redazione di Media Nord-Est siamo ovviamente vicini. Grazie ancora Anna, grazie a Sandro per questo contributo. E proprio sulla aggressione la nostra collega è intervenuta in mattinata, Anna Maria Cisint, le europarlamentare della Lega, e allora sentiamo le sue parole. Solidarietà, vicinanza e anche complimenti, perché stare sul luogo dove accadono situazioni, perché la giornalista era lì a documentare le situazioni gravissime di spaccio di droga, di un altro accoltellamento in Via Piave. La conosco molto bene, la Via Piave, tutta la zona che è accanto alla stazione, quindi solidarietà, vicinanza anche all'altra persona che è stata accoltellata, ma soprattutto voglio dire che bisogna agire e bisogna reagire. Oggi gli strumenti ci sono, ho già scritto al Ministro rispetto a questa situazione, perché non è l'unica e non è la prima e non devono essercene altre. Bisogna intervenire su Via Piave con determinazione e chiarezza, e per intervenire è necessario che queste persone che sono state individuate vengano immediatamente espulse. Messaggi chiari, fondamentali, di sicurezza e di tutela dei cittadini per bene. Quindi abbiamo anche già proceduto a una interrogazione parlamentare perché si vada in questa direzione. L'attenzione deve essere altissima. Così Anna Maria Cisint, noi invece proseguiamo con la cronaca e andiamo subito a Bassano del Grappa, dove si trova la nostra Vanessa Banzato per un'importante operazione che ha portato al risarcimento sostanzialmente di 500.000 euro. Vanessa, a te, buongiorno. Buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, hai detto bene, un risarcimento di praticamente recuperata merce per oltre 500.000 euro, e 3 persone sono finite in manette. Un colpo duro che i carabinieri di Bassano hanno dato alla malavita, alla criminalità. Soprattutto nello specifico si parla di persone che andavano a colpire aziende orafe e aziende che lavoravano materie prime, materie preziose. Hanno agito in mezza Italia, tra il centro e il nord, compreso anche il nostro territorio. Una decina i colpi che sono stati messi a segno tra Arezzo e provincia, il Veronese, il Vicentino, quindi Romano De Zelino, che è vicina a Bassano del Grappa, Quinto Vicentino, Camisano Vicentino, e nelle Marche a Recanati e a Potenza Picena. Colpi ben precisi, la modalità era sempre la stessa, tanto che per tutto il periodo in cui hanno agito i malviventi si parla di un lasso di tempo tra fine 2025 e i primi 2 mesi del 2026 davvero hanno seminato il panico anche nel nostro territorio. Tra l'altro tutto è cominciato nel febbraio del 2026, quando i carabinieri di Bassano del Grappa hanno individuato nell'Interland milanese un appartamento nel cui magazzino tra l'altro c'era tutto il materiale che era stato rubato nei mesi precedenti, anche nell'area del Bassanese. Hanno trovato una pistola che era stata questa stessa rubata, e proprio per questo era scattato l'arresto per 3 persone. 2 di queste sono quelle che rientrano nell'ultimo arresto e sono indagati quindi anche per i colpi alle aziende orafe. Si diceva un modus operandi che era sempre lo stesso, si spostavano da regione a regione. Il punto di riferimento, la loro chiamavano campo base, era appunto l'appartamento
nel milanese, utilizzavano auto rubate e utilizzavano soprattutto targhe clonate, con una precisione che andava davvero a ingannare anche i vari targa system che sono posizionati un po' su tutto il territorio nazionale. In base a questi avvistamenti, a queste indagini, al ritrovamento appunto del materiale, i carabinieri sono riusciti non soltanto a sgominare la banda di malviventi che appunto dedita a colpire queste aziende orafe, ma anche a recuperare più di 500.000 euro, più di $500.000 di materiale che è stata di merce, che è stata totalmente riconsegnata ai legittimi proprietari. Insomma, un gran colpo davvero importante da parte della compagnia dei carabinieri di Bassano del Grappa. Per il momento da Bassano del Grappa è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa, abbiamo visto anche le immagini delle operazioni nelle immagini che scorrevano mentre Vanessa parlava, un'operazione consistente, vi daremo maggior conto nei telegiornali della sera e continuiamo invece con la cronaca di questo genere perché poco distante nel Vicentino, a Camisano Vicentino, c'è stato un tentato assalto proprio in una ditta orafa della zona industriale, ma i malviventi sono stati messi in fuga. Ce ne parla invece Daniele Garbin con Simone Squarcina, che hanno sentito il titolare proprio della ditta, Massimo Mamprin. Camisano Vicentino, in questa azienda orafa questa notte è avvenuto un tentativo di assalto, di furto, dopo i danni di un'azienda che insomma sta soffrendo anche parecchio. Non è la prima volta che succede, come il titolare Massimo Mamprin che è qui presente. Alle nostre spalle abbiamo quello che resta del muro di cinta che è stato fatto saltare dai ladri, che fortunatamente in qualche modo sono stati avvisati da questo botto che anche i vicini hanno segnalato, e avete impedito l'assalto. Ci dice cosa stiamo vedendo e cosa è successo? Sì, niente, questa mattina alle 2:20 siamo stati svegliati dall'impianto dell'allarme che ha segnalato l'intrusione nella parte posteriore della nostra azienda. Abbiamo visionato immediatamente le telecamere, abbiamo visto che c'era un mezzo pesante che aveva sfondato la recinzione, abbiamo chiamato immediatamente i carabinieri, la Cibis aveva già avvisato che stava per arrivare in quanto aveva preso già visione della situazione ed aveva anche lei avvisato i carabinieri. I nostri vicini avevano provveduto anche loro a chiamare le forze dell'ordine perché si erano accorti che c'era una banda di 10-12 persone con dei mezzi d'opera che avevano bloccato la strada sia da un lato che dall'altro con una betoniera e un autocarro, più con un altro mezzo pesante avevano sfondato la nostra recinzione. Ecco, modalità simili ricordiamo che per esempio la ditta Facco qualche mese fa hanno invece portato all'effettivo assalto e riuscita, dopo aver suonato il cancello, aver messo appunto questi mezzi pesanti a bloccare le strade, erano riusciti a entrare, però purtroppo qui in questo caso è andata bene, però lei non è nuova a questi tentativi. Quanti ne ha subiti e come è andata nei precedenti? Allora, questa è la terza volta che provano negli ultimi anni. 3 anni fa purtroppo sono riusciti a entrare dentro nei nostri impianti produttivi effettuando un tunnel per bypassare l'impianto d'allarme e per poi calarsi dal tetto nella zona proprio della produzione specifica. E questo tentativo è stato doppiato dopo circa una quarantina di giorni, per fortuna senza nessun esito negativo per noi, se non i danni come in questo caso qua. Adesso questa è la situazione e conferma ancora di più che questa banda che sta operando nel nostro territorio, sia qua a Camisano che abbiamo visto anche comunque nel Bassanese, sta operando con dei sistemi proprio da guerriglia urbana. Esatto. C'è anche un tema che riguarda la sua sicurezza. Lei sappiamo che ha avuto un po' di vicissitudine, aveva chiesto il porto d'armi, alla fine è riuscito a ottenerlo ricorrendo al TAR, adesso si tratta di rinnovarlo. Perché è così importante? Per lei è importante ottenerlo? È importante ottenerlo perché ovviamente uno non può essere svegliato la notte in questa situazione qua e andare a mani nude a aprire un'azienda. Quando succedono queste cose qua bisogna aspettare ovviamente le forze dell'ordine, bisogna però aprire tutti quanti i cancelli per permettere alle forze dell'ordine di entrare, e la situazione non è sicuramente una situazione di sicurezza che si può affrontare a mani nude, come dicevo. E lei sarebbe disposto a impugnare questa pistola? Ovviamente io ce l'ho, quindi devo averla, ma soprattutto bisogna averla nel momento in cui
c'è l'entrata al mattino e soprattutto alla chiusura dell'azienda, quando ovviamente siamo soli. Cosa chiede alle istituzioni dopo questa, prima di chiudere? Di poter lavorare in maniera normale, se non altro. È più arrabbiato, avvilito e rassegnato? Quali sono le sensazioni in questo momento? Sono deluso dalla situazione, dalla incapacità che vedo di poterci tutelare e difendere. Ecco, ovviamente è comprensibile, noi seguiremo la vicenda, ovviamente speriamo che riescano definitivamente a ciuffarli questi delinquenti, ecco, seguiremo il caso. Allora ringraziamo intanto il titolare. Lei cosa vorrebbe che portassero, insomma, queste forze dell'ordine? È una maggiore possibilità da parte delle forze dell'ordine di poter intervenire e poter avere più armi per poter combattere, non armi quelle fisiche, ma più possibilità di poter intervenire fisicamente a fermare questi lestofanti. Grazie a Daniele Garbin e Simone Squarcina per aver raccolto questa importante testimonianza. Noi abbiamo aperto la nostra prima edizione parlando delle violenze in via Piave, la zona limitrofa di Marghera. Ovviamente torniamo a raccontare quello che sta accadendo in queste ultime settimane con il servizio di Anna Maria Parisi. Ancora violenze in via Piave a Mestre. Nella tarda serata di mercoledì una donna di circa 30 anni è stata accoltellata verso le 23 nei pressi del civico 162 tra la concessionaria Gasparini e la pasticceria Partenopea. Per l'episodio è stato arrestato un cittadino tunisino che, secondo le ricostruzioni, avrebbe già aggredito per ben 2 volte nello stesso pomeriggio alle 17 e prima alle 16 la stessa vittima, in un contesto legato allo spaccio e al consumo di stupefacenti. La donna ferita non sarebbe in pericolo di vita. Nel pomeriggio di giovedì, verso le 14, durante un sopralluogo per documentare l'accaduto, è stata aggredita anche una nostra troupe giornalistica. 2 soggetti di origine nordafricana hanno minacciato e aggredito la reporter nel tentativo di impedirle di effettuare le riprese, strattonandola e cercando di prenderle la telecamera. La giornalista è riuscita a rifugiarsi all'interno della pasticceria Partenopea e a chiedere l'intervento della polizia locale. Gli agenti hanno fermato uno dei 2 uomini, risultato già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali, mentre quello più aggressivo, con maglietta bianca e pantaloni lunghi di colore marrone, alla vista dell'arrivo degli agenti, si era già dato alla fuga. Così in via Piave, ma il centro di Mestre è ancora colpito, soprattutto nella zona limitrofa di via Palazzo, di cui tanto vi avevamo raccontato negli scorsi mesi, soprattutto in Calle del Gambero, protagonista di episodi di degrado e schiamazzi. Per questo i residenti hanno deciso di firmare una petizione da consegnare in comune per l'installazione di un cancello cosiddetto antidegrado. Chiudere nella parte di via Palazzo con un cancello o di legno o di ferro, naturalmente lasciando libero il passaggio durante il giorno, ma chiuderlo dalle 20 di sera fino alle 7 del mattino. Una petizione firmata dai residenti di Calle del Gambero, stradina residenziale e di passaggio laterale a via Palazzo nel centro di Mestre, per chiedere che venga installato dal comune un cancello che limiti l'accesso nelle ore serali a sbandati che molto spesso si recano nella calle, lontana dalle telecamere, per assumere stupefacenti o consumare alcolici, lasciando sporcizia e degrado. Ho consegnato pochi giorni fa al protocollo una petizione seguita da 30 firme di cittadini appunto di Calle del Gambero per contrastare il degrado di via Palazzo. Non solo, l'ex consigliere propone anche altre 2 iniziative: la raccolta dei mozziconi di sigarette nel centro della città e la sensibilizzazione all'utilizzo dei contenitori appositi e la costruzione di piccole pareti per la fissione dei necrologi, come già avviene nella municipalità di Marghera. Ma prima fra tutte resta la richiesta dell'installazione del cancello in Calle del Gambero. Pensiamo che questo potrebbe essere una soluzione per contrastare il degrado. Ancora nel veneziano, siamo a Jesolo, tirapugni, spade, pugnali, asce e persino balestre. La polizia ha sequestrato centinaia di armi che venivano vendute illegalmente in un negozio in piazza Brescia, a Jesolo, accanto a un souvenir e giochi per i bambini.
La Polizia di Stato ha eseguito un maxi sequestro di armi vendute illegalmente a Jesolo, un piccolo arsenale che veniva proposto al commercio alla luce del sole, in un negozio nel pieno centro della località balneare. Assieme alla polizia locale, il personale del commissariato di Jesolo era impegnato in un'attività di controllo agli esercizi commerciali e, ispezionando la merce esposta in un negozio di piazza Brescia, ha trovato oltre 60 tirapugni, 10 spade, 20 pugnali, 7 asce, 212 coltelli a scatto, 3 balestre, 19 macete e 88 coltelli da caccia. Vere e proprie armi, si legge in un comunicato della questura, vendute accanto a giochi per bambini e souvenir. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro e il titolare del negozio è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fabbricazione o commercio non autorizzato di armi, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per la vendita non dichiarata di alcuni prodotti. Ci spostiamo adesso invece nel Trevigiano, a Ponzano Veneto, dove dei ragazzini hanno gettato delle uova all'interno delle finestre delle abitazioni. Ci sono arrivati appunto due uova. Sono scappati, ho provato a rincorrerli, ma sono andati verso gli orti urbani per di là, erano in bici, ma comunque i ragazzini avranno avuto 14-15 anni. Stavano guardando la televisione nella casa di via 25 aprile a Ponzano, nella stanza che dà sulla strada, quando la tranquillità di una domenica sera è stata interrotta dall'irruzione di 2 uomini in salotto. Il fatto intorno alle 23, subito dopo la proprietaria di casa si è precipitata all'esterno per rincorrere i ragazzini, fuggiti con le loro biciclette verso i campi. Maleducazione, un po' di... sì. Un po' riflettere. Esatto, sì. Poi ci sono delle bande di ragazzini qui attorno che non sono proprio il massimo. Più controlli, quello sicuramente. Nei parchetti, qua, che abbiamo anche il Palacicogna, sì. Nei luoghi di aggregazione degli adolescenti dove vanno adesso, insomma. Se io fossi stato qui a casa, magari in qualche modo sarei intervenuto anche con dei modi non canonici, ecco, perché secondo me manca proprio una sorta di educazione che parte dalla famiglia. E anche il sindaco non è che possa garantire una sicurezza, anche perché sono anche stupidaggini questi, però secondo me bisognerebbe proprio educare i figli. Secondo me c'è vandalismo che gira, secondo me, chi non so, ma un po', tutto un po', mettiamo il caso, no? Non funziona bene queste cose, non si può stare tranquilli perché si permette di tutto. E questo non va, è grave per me, per noi, per tutti. La segnalazione è passata di voce in voce sui gruppi social del paese dopo che pochi giorni fa un residente segnalava lanci di sassi in una via residenziale sempre per mano di ragazzini. L'appello del sindaco. Lanciare delle uova innanzitutto è pericoloso perché sono oggetti anche pesanti. La paura è quella che questi gesti possano essere ripresi in maniera un po' più pesante come l'anno scorso, perché non era solo il lancio dell'acqua e della bottiglietta, ma poi l'automobilista era stato colpito con lo spray al peperoncino. È una fotografia di un disagio che non può essere accettata. Visto che questi ragazzi probabilmente si ritengono coraggiosi, un gesto di coraggio sarebbe quello di suonare il campanello, chiedere scusa. Insomma, si faceva una volta magari a suo tempo accompagnati dai genitori per un orecchio, oggi un gesto di coraggio può essere questo. Così dunque il sindaco Antonello Baseggio da Ponzano Veneto. Ci spostiamo invece a Conegliano per una spaccata avvenuta tra lunedì e martedì al bar La Torre di Conegliano. È stata rubata la cassa. È un dispiacere sicuramente, un dolore perché è come entrino ovviamente in casa propria, che poi è casa mia, e un po' di paura naturalmente, perché vuol dire che durante il giorno qualcuno viene a bere un caffè, viene a bere un aperitivo, ci controlla, perché questa è gente che sicuramente sa i miei orari, i miei spostamenti, quelli anche di altri locali, e poi colpiscono, quindi la paura c'è. Sara Lotta è convinta che chi ha colpito nel suo bar nella notte tra lunedì e martedì conoscesse bene i suoi movimenti, forse proprio un cliente. La spaccata tra la mezzanotte e le 3, solo alle 5, quando il primo fornitore è arrivato per consegnare le brioche, si è accorto dell'accaduto e ha avvertito la titolare. Hanno rotto una porta importante, perché è molto, molto grossa, quindi ci hanno messo sicuramente tanto tempo e gli ultimi secondi li hanno usati per portare via la cassa, nient'altro. In cassa appena qualche spicciolo, complessivamente circa 1.000 euro di danni, ma l'importante è che nessuno si sia fatto male, dice Sara, non nuova ad episodi simili. In tanti anni
hanno già tentato almeno 4-5 volte di entrare. Solo sempre danni alla finestra, alla porta, cambiati i vetri, ma mai entrati. Questa volta sono entrati. Sara Lott non ha alcuna intenzione di farsi fermare da quanto successo, tantomeno di cambiare le proprie abitudini. Io continuo il mio lavoro, i miei ritmi, sicuramente staremo più accorti, quindi se prima erano 10 monetine ne lascerò 2, anzi lascio la cassa addirittura aperta così non la rompono. Così da Conegliano, mentre una storia simile arriva da Montecchio. Montecchio Maggiore entra in un bar di via Roma e chiede da bere superalcolici. Lui è un 35enne del Marocco. Considerato il suo evidente stato di alterazione, i gestori tentano di dissuaderlo e di allontanarlo dal locale, ma lui a quel punto afferra alcune bottiglie dal bancone e inizia a bersagliare tutti i clienti, costringendoli a fuggire verso l'esterno. Non soddisfatto, prende a bottigliate le suppellettili, mettendo a soqquadro il bar. Parte l'allarme al 112. Sul posto arrivano i carabinieri di Montecchio Maggiore, supportati da un equipaggio radiomobile di Valdagno. Prontamente i militari immobilizzano l'immigrato che, dopo una breve colluttazione, viene caricato a forza sulla vettura di servizio per essere accompagnato in caserma. Anche se ammanettato durante il tragitto, l'esagitato prende a calci l'abitacolo, danneggiando le portiere posteriori della macchina. In caserma, riportato lo straniero alla calma, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Interrompiamo questa lunga pagina di cronaca per collegarci con il nostro Lucio Zanatto che vedo in una cornice meravigliosa e però vorrei lasciare a lui il racconto di dove si trova perché sono iniziate questa mattina le celebrazioni per la Dunata Triveneta degli Alpini in Friuli, precisamente a Gemona. Lucio, a te, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Quello che vedete alle mie spalle, vedete il tagliamento, praticamente questa è una delle rive del tagliamento, ma siamo arrivati qua dopo aver cercato ovunque perché, come vedete, ho trovato il manipolo di Trevigiani del gruppo Salsa Reginato con i muli che sono in movimento verso Gemona. Allora, buongiorno capogruppo, intanto come va? Beh, devo dire abbastanza bene, siamo in prossimità dell'arrivo, per cui siamo felici. Partiti di questa mattina? Sì, partiti ieri. Ieri siamo andati su a ecco, per Pinzano, dire che è in diretta già c'è i telefoni che suonano, quindi è interessante. Pinzano, Muris, stamattina da Muris, Maiano e adesso Osoppo. Domani l'ultimo passaggio da Osoppo a Gemona. Ecco, Pinzano ha un valore importante per Treviso. Beh, sicuramente Pinzano è stata la sede del 10° cantiere durante la ricostruzione, c'è stata non molto tempo fa la cerimonia alla quale abbiamo partecipato con il treno storico ed è stato bello comunque l'incontro con la popolazione anche nelle varie frazioni, un'ottima accoglienza. Poi devo dire fa sempre effetto portare i muli? Sì, fa effetto portare i muli e non solo portare i muli. Portare anche gli uomini? Il branco, non sono più capogruppo, mi hanno definito capobranco da come siamo presi. Beh, insomma, comunque bravi. Oggi è giornata molto calda, però insomma Però ricorda le marce dei campi estivi? Sì. Relativamente sì, dai. In base all'età ci adeguiamo anche noi. Allora, capogruppo, mi permette di andare dal conducente Muli? Andiamo dal conducente. Intanto, mulo o mula? Mula, tutte e due mule. Tutte e due mule. E allora, impressione di questa marcia, stiamo un po' distanti perché uno dei primi... ecco qua, appena ci arriviamo, ecco, siamo un po' distanti perché mi hanno sempre insegnato che bisogna stare, come dire, a davanti distanza. Davanti ai muli, esatto. Dietro i cannoni, distanti agli ufficiali. Esatto. E allora, come sta proseguendo la marcia di avvicinamento con... Ma molto bene, a parte un po' il caldo, ma tutto nella norma. E poi per un conducente vuol dire, significa stare attento anche... Stare attento al mulo. I muli come stanno rispondendo? Ma molto bene, loro basta che mangiano ogni tanto un po' d'erba, l'acqua la troviamo lungo il percorso e insomma andiamo bene. A casa chiederemo, ma chi ve lo fa fare? Chi ce lo fa fare? La passione che abbiamo per questi animali e per il ricordo
ma è anche un esempio. Un esempio da dare anche ai giovani. Anche perché sono animali, ma hanno la disciplina? Hanno disciplina molto più di qualche giovane. Va bene, allora, grazie al conducente, però volevo andare qui dai più giovani, non sta per scampare, no? Allora, impressione di questa giornata di marcia? È impegnativa. Quanti anni sono passati dall'ultima marcia, diciamo così, in armi? Più di 50 anni. Però lo spirito è sempre lo stesso? Sì. Boh. La volontà c'è dopo. Vedo molto sudore. Venga, non stia a scappare. L'ultima marcia quanti anni fa? 40... Nell'80. Nell'80? Sono 46. Qual è la marcia che ricorda con più sofferenza ma anche maggiore soddisfazione? Tutte quante belle, tutte buone. Tutte buone? Cioè, no. Forse perché è la giovinezza? Sì, beh certo, rispetto ad altri sono più giovane, perciò. Ma tutto bene, dai. Bene, so che voi dovete andare avanti perché c'è un appuntamento che vi aspetta con il rancio. Abbiamo già sentito Adriano Giuriato perché è lui la spia che mi ha detto dove eravate. Quindi bottiglia garantita. Oggi abbiamo anche i Cavalleggeri di Treviso, per la prima volta. È un aggregato. La cavalleria è entrata a far parte della Brigata Giulia. Allora come ci si sente con il basco in mezzo a tutte le penne? È un po' difficile starci dietro, dai, però ce la facciamo. Poi quando c'è stato il terremoto si era tutti uguali e tutti sullo stesso fronte a dare una mano ai friulani, basco o cappello alpino comunque. Certamente, infatti i Cavalleggeri Treviso hanno meritato la medaglia di bronzo per la missione che hanno fatto qui in soccorso al terremoto del Friuli. Ecco, allora io vi lascio andare avanti e do le due ultime situazioni della mattinata che abbiamo seguito in diretta. Questa mattina c'è stata la cerimonia a Venzone, alla caserma di Venzone, proprio in ricordo delle persone decedute durante il terremoto, così come la Goi Pantanali. Non so se magari c'è anche un RVM che fa vedere le immagini proprio del momento della cerimonia. Poi abbiamo potuto sentire anche il presidente nazionale Sebastiano Favero, che ha ricordato come lo spirito di servizio e, se vogliamo, anche di sacrificio dei nostri alpini, soprattutto durante i giorni post terremoto, sia di esempio per quello che poi è diventata la protezione civile, ma sia di esempio soprattutto i giovani con i campi scuola che anche quest'anno verranno rinnovati, e devo dire con grande successo, perché i posti sono già chiusi e tanti hanno voluto riprendere, riproporre, rivivere un secondo anno la stessa esperienza. Poi per ultimo invece con il nostro Omar Costantini abbiamo seguito l'ultima cerimonia, quella nella zona di Gemona Vecchia, chiamiamola così, dedicata proprio all'alpino Goi, che è uno dei due alpini che dà il nome alla caserma Goi Pantanali, che è la caserma dove 29 alpini, tra cui 4 trevigiani, hanno perso la vita proprio quella notte, quella sera del 6 maggio 1976. Questo è stato, diciamo, in estrema sintesi il sunto della mattinata in diretta. Voi sapete che noi poi continueremo a raccontare questa Triveneta, questo terzo raduno del terzo raggruppamento qui a Gemona, con giornate molto importanti, serate molto importanti. Questa sera ad esempio c'è la prima serata di Antenna 3 con dei cori alpini, una serata davvero da vivere per sentire le vibrazioni della musica. Devo dirvi anche che c'è stata molta emozione perché durante le cerimonie di oggi non si è suonato l'inno nazionale, ma si è suonato l'inno del Piave e si sentiva veramente vibrare il senso di comunità, di patria. Detto questo, io restituisco la linea, magari più tardi la riprendiamo prima di chiudere la prima edizione del telegiornale con un altro collegamento. A te, Edi. Grazie Lucio, grazie Alberto Pivetta, che stanno seguendo la marcia alpina verso Gemona e soprattutto sotto questo sole caldissimo. Parliamo anche con Marta Zatta, che vedo già collegata da Montebelluna. Innanzitutto parleremo anche di caldo e di calore, ondata di calore che sta colpendo la nostra regione proprio in queste ore, in questi giorni. Prima però a Montebelluna, proprio per la presentazione di un tema importantissimo, quello delle morti sul lavoro, parole e immagini in una mostra dedicata. La vedo collegata Marta Zatta da Montebelluna. A te Marta.
Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, qui oggi nella biblioteca di Montebelluna per un'iniziativa davvero importante, una mostra fotografica dedicata alle vittime sul lavoro. Lo vedete infatti, se anche Nicoletta Rizzetto può mostrare proprio alle nostre spalle le meravigliose foto che sono un vero pugno nello stomaco di tutti questi lavoratori purtroppo deceduti in una maniera veramente tanto ingiusta. Io sono in compagnia anche di Monica Michelin, che è mamma di Mattia, la conosciamo veramente bene. È importante insomma portare avanti iniziative di questo genere. Sicuramente sì, io sono onorata, io e la nostra associazione siamo onorati di aver potuto ospitare questa mostra, una mostra alla quale tenevo in modo particolarmente tanto, e ringrazio Valeria Toffolutti per questa opportunità che mi ha dato. Ieri abbiamo allestito questa mostra assieme a mio marito, assieme agli amici che ci hanno aiutato, e veramente ogni quadro ha una figura, ha un'immagine che ti tocca il cuore. Questi, voglio ricordarli, non sono numeri, non sono statistiche, sono volti, e in ogni volto c'è una didascalia che ben spiega quello che questi ragazzi avevano progettato per il loro futuro, le loro ambizioni, i loro sogni, che non verranno, come questi di Mattia, mai più realizzati. Le faccio un'ultima domanda perché so che ci teneva a parlarne. Ci sono anche degli aggiornamenti in merito al processo? Sì, allora abbiamo avuto proprio in questi giorni la comunicazione che le motivazioni che dovevano uscire il 16 giugno sono state protratte di alcuni mesi. Abbiamo colto questa notizia con rispetto, ma anche con tanta tristezza. Rispetto perché siamo consapevoli che la mole di lavoro del giudice sia grande, ma anche con tanta tristezza perché la verità sulla morte di Mattia si prolunga ancora di qualche mese, quindi per noi è veramente difficile. Continueremo come associazione a portare avanti le iniziative perché la memoria di Mattia non si prescrive, e non si prescrive neanche quello che noi facciamo per tenerla viva. Grazie davvero Monica. Qui con me anche Sara Pasqualina, che è segretaria della CGIL di Treviso. Lo dicevamo prima, Edi, l'ondata di caldo che ha travolto la nostra regione, che ha travolto anche Treviso, che si ricollega quindi all'emergenza anche sul lavoro. Proprio negli scorsi giorni il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha firmato un'ordinanza che vieta appunto di lavorare nelle ore più calde, quindi dalle 12:30 alle 16. Sì, è un protocollo che è stato portato avanti unitariamente da CGIL, CISL e UIL. La discussione è stata molto importante in regione, sono mesi. Fortunatamente questo giro partiamo prima rispetto ad altri anni in cui ci siamo trovati a dover affrontare il problema dopo. La volontà è che poi tutti la rispettino, perché bisogna sempre partire dal... Tu puoi fare le regole più corrette, però deve esserci la consapevolezza delle persone che quelle regole vanno applicate, perché ad oggi in queste giornate c'è veramente caldo e i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto quelli nei cantieri piuttosto che in agricoltura, in determinati settori, sono veramente a rischio e noi non possiamo permetterci di aumentare questo contatore. Qui abbiamo tutte le fotografie di persone che sono morte sul lavoro e questa cosa non deve salire, dobbiamo fermarci. Questo è il messaggio anche che con questa mostra noi vogliamo dare. Infatti proprio in questi giorni, proprio a causa anche di questo caldo, si sentono già i primi malori sul lavoro. Cosa fare anche magari per anche tutti quei datori di lavoro che magari sono anche superficiali, o gli stessi lavoratori che dicono vabbè magari lavoro lo stesso, ce la faccio. Ecco, no, bisogna avere proprio più consapevolezza da parte di entrambe le parti. Assolutamente, è una questione di cultura su questa cosa. Noi facciamo sensibilizzazione con i nostri RLS all'interno dei posti di lavoro. Generalmente si va dalle aziende, dai datori di lavoro, si parla assieme e si cerca di far capire che non è efficienza produttiva, è solo rispetto della persona
e potrebbe succedere a chiunque, quindi proprio per evitare che arriviamo al momento in cui poi c'è stato l'infortunio grave piuttosto che c'è stata la morte, noi vogliamo fare prevenzione. Mostre come queste, continuare a parlare di sicurezza sul lavoro, affrontare prima problematiche che emergono nei luoghi di lavoro è l'unico modo per sensibilizzare, per creare quella cultura necessaria per affrontare questa situazione. Ecco, grazie davvero a Sara Pasqualin. Nel frattempo qui, insomma, veramente tante persone a vedere questa mostra che, ripeto, è un vero e proprio pugno allo stomaco. E per il momento da Montebelluna, Edi, ti restituisco la linea. Grazie Marta, grazie a Sara Pasqualin, segretaria generale della CGIL di Treviso. Noi andiamo qualche minuto di pubblicità e poi continuiamo a parlare dell'allerta caldo di queste ore. A tra poco. Tornati in diretta con la nostra prima edizione, ci siamo lasciati con Marta Zatta che con Sara Pasqualin, segretaria generale della CGIL di Treviso, stavano parlando dell'allerta caldo di questi giorni e dell'ordinanza emanata dalla Regione che vieta di fatto dalle ore 12 alle ore 16, dalle 12:30 circa alle 16, i lavori più a rischio. Ebbene, andiamo a ripercorrere con Francesca Bozza tutti i dettagli, non solo dell'ordinanza, ma anche di questa ondata di calore che è già arrivata nella nostra regione. Punte di 37-38 gradi con picchi di 39 attesi nel Rodigino, colpa dell'anticiclone nordafricano che garantirà giornate soleggiate ma anche massime al di sopra della media stagionale. Nel fine settimana che segna l'inizio ufficiale dell'estate, in arrivo in Veneto un'ondata di calore che ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile. In queste ore sarà possibile trovare refrigerio su Dolomiti e Prealpi, ma anche qui da domani si soffrirà il caldo con temperature sicuramente più gradevoli ma comunque elevate. Aria che poi calda, che in modo particolare sulla pianura padana si insacca e quindi dà ancora più effetto, perché non avendo un ricambio i sistemi perturbati non passano, quindi aria che stazione si carica sempre più di umidità e di caldo e quindi di energia. Quindi nelle prossime ore avremo dei valori veramente straordinari, considerando che siamo in giugno, quindi valori massimi intorno a 34, 35, forse 36 gradi all'ombra, perché al sole sono molti, ma molti di più. E soprattutto i valori minimi che si mantengono intorno ai 23, 24, anche 25 gradi, quindi avremo anche la notte del tipo tropicale. Ondata destinata a prolungarsi fino a mercoledì e giovedì, ma temperature sopra i 30 gradi caratterizzeranno tutto il mese di giugno. Energia che si ferma da noi e poi con il passare dei giorni aumenta e probabilmente nella prossima settimana poi potremmo avere la possibilità, si creano le condizioni anche di qualche temporale. Intanto da lunedì prossimo sarà attivo il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500 che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, per mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il numero sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi. Ed è già allarme siccità in molte province del Veneto, che con il caldo diventa una combinazione terribile per l'agricoltura. Oggi esiste il problema caldo in agricoltura, cambiamenti climatici sempre sotto attacco per quanto riguarda gli agricoltori. Quando piove tanto i primi a essere tartassati sono gli agricoltori. Nel delta del Po e nel comprensorio del Brent è già crisi idrica. L'ultimo bollettino spiega che nei prossimi giorni è previsto un aumento della domanda di acqua per irrigare i terreni agricoli a causa delle alte temperature e del momento cruciale per la raccolta. Attualmente la portata del Po è inferiore a 440 metri cubi al secondo, un valore al di sotto della soglia critica. Alcuni consorzi di bonifica hanno inviato comunicazione ai propri consorziati dicendo che ci sarà la possibilità e la necessità di eliminare dei turni di irrigazione. Nel momento in cui non c'è acqua va in difficoltà un intero settore e quindi siamo molto preoccupati su questo. Cosa bisogna fare? Grossi investimenti, grandi invasi e dare la possibilità alle aziende agricole di avere l'acqua montana. A soffrire di più le coltivazioni che si avvicinano al momento del raccolto. Le colture che oggi sono più colpite sono quelle che vanno oggi in maturazione, quindi il nostro mais soprattutto, ma anche tutte le colture orticole, quindi un settore in difficoltà, oltre all'aspetto anche del benessere degli animali.
Sono stati fatti grandi investimenti anche per il benessere degli animali, ma questo non basta per evitare i danni. C'è una riduzione della produzione del latte e anche della carne nel momento in cui c'è molto caldo per lo stress appunto che i bovini subiscono. Insomma, una nuova emergenza ormai dietro l'angolo, guardando anche le previsioni di caldo torrido per i prossimi giorni. Nel 2022 ci fu una situazione simile, superata con 30 milioni di danni. Torniamo nel Trevigiano perché un 70enne, Michele Masetto, stava sfalciando l'erba vicino a un canale, forse colto da un malore, è caduto nel canale appunto e ha perso la vita così. Stava sfalciando l'erba sulla riva di un corso d'acqua sotto il caldo torrido. L'ultimo a vederlo vivo è stato il cugino Federico Granziera, che stava passando proprio in quella zona. Un saluto veloce perché Michele Masetto, 70 anni, ex carabiniere, stava ancora lavorando. Un'ora dopo, un'ora e un quarto dopo sono tornato indietro, non c'era più. Pensavo avesse finito di lavorare, fosse dentro in casa, non ho fatto caso. Masetto è scivolato nel canale irriguo, forse per un malore oppure per una caduta accidentale. Il fratello Luigi più volte aveva suonato a casa senza avere risposta. Nella mattinata era tornato nuovamente a casa, ma lui, il 70enne, non c'era. Il fratello ha iniziato a controllare la zona, palmo a palmo. A dare l'allarme sono stati i propri familiari che avevano notato anche la mancanza del decespugliatore e degli stivali che egli stesso utilizzava per i lavori in campagna. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Spresiano. Alle 16 circa la tragica scoperta, il corpo è stato trovato dentro il canale irriguo. Lui era dopo di là, cominciava a tagliare qua, piaceva tenere pulito e là è scivolato dentro e col peso del cespugliatore. Amante degli animali, Michele Masetto viveva da solo. Ci trovavamo qua domenica mattina per bere qualcosa insieme, stare, e poi basta, comunque un gran cuore, Michele. Al momento non è possibile accertare se si sia trattato di un malore, un colpo di calore visto le alte temperature di questi giorni, o di un incidente. L'uomo potrebbe essere scivolato senza riuscire a risalire la riva. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità. E ritorniamo invece nel delitto di San Stino di Livenza perché si svolgerà nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne massacrata dal nipote 17enne reo confesso. La donna, gettata nel fiume dal giovane da una prima ispezione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli, presentava almeno una trentina di coltellate in tutto il corpo. Non solo, aveva anche segni di bruciature, questo perché il 17enne aveva tentato di darle fuoco. Il minore ha parlato davanti al giudice raccontando la sua verità. L'arresto per omicidio volontario, occultamento di cadavere è stato convalidato. Il ragazzo infatti è stato portato e si trova attualmente nel carcere minorile di Rovigo. Intanto questa sera è organizzata una fiaccolata in memoria proprio della professoressa Chiara Guerra alle 20:30 a San Stino di Livenza e lo ha annunciato l'amministrazione del Comune del Veneto Orientale. A promuovere l'iniziativa insieme al Comune sono l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, dove la donna insegnava, e la parrocchia di San Stino. Insieme, dicono, con una fiaccola in mano e nel cuore, scritto nell'annuncio, per ricordare una donna che ha lasciato un segno luminoso nella nostra comunità. Da San Stino invece al Padovano, a Montegrotto Terme, una donna colta da malore ha perso la vita proprio mentre era nelle acque termali. Quando il bagnino ha visto il corpo galleggiare si è subito gettato in acqua, ma per la 75enne non c'era già più nulla da fare. Il dramma alle piscine termali preistoriche di Montegrotto Terme, un'anziana è deceduta in seguito ad un malore. La vittima è Renza Campaci di Cavarzere, si trovava alle terme in gita con il gruppo della Proloco del suo comune. La donna era da poco entrata in piscina quando ha accusato il malore fatale. Il bagnino ha visto il corpo in acqua ed ha tentato tutte le misure di rianimazione. Immediati anche i soccorsi arrivati dal vicino ospedale di Abano, ma la 75enne era già morta. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito, anche se si tratta di una morte naturale. Si attende in queste ore il nulla osta della procura, la restituzione della salma alla famiglia per i funerali. A San Polo di Piave nel Trevigiano è stato stroncato da un malore al volante un 60enne, Bruno Papa, noto imprenditore agricolo della zona. L'auto dell'uomo è stata vista in un fossato ieri mattina alle 8:30 da alcuni passanti che hanno poi allertato i carabinieri. Il 64enne colto da malore è finito
fuori strada morendo sul colpo. Il cordoglio del sindaco Fantuzzi, che si è recato sul posto e dalla famiglia. La famiglia appunto composta anche dai figli Manuel e Michele. Si tratta di una notizia che ci addolora, dicono, per quanti lo conoscevano e volevano molto bene alla famiglia, e così anche le parole, il cordoglio del primo cittadino di San Polo di Piave. Continuiamo a parlare invece di incidenti stradali. A Padova è stata investita una donna rimasta incastrata sotto l'auto salvata dai vigili del fuoco. Intrappolata sotto un'auto dopo essere stata investita, una donna è stata salvata dai vigili del fuoco a Padova. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Gattamelata. All'arrivo dei soccorritori, il veicolo era già stato parzialmente sollevato con un cric grazie all'intervento di una vicina officina meccanica. I vigili del fuoco hanno quindi creato un ulteriore spazio sotto il mezzo, permettendo al personale del 118 di soccorrere la signora in sicurezza. La donna, rimasta lievemente ferita, è stata quindi trasportata all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche la polizia locale, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Ha perso il controllo dello scooter ed è finito anch'egli nel fossato. Un incidente nella tarda serata dell'altro ieri a Stadio di Ormelle, ferito gravemente un 49enne del posto. L'uomo è stato ritrasportato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. E non è invece ancora stata fissata per il momento la data dei funerali di Giacomo Gobbo, 19enne che ha perso la vita a bordo della sua moto. Unanime il cordoglio della comunità di Zero Branco e quella della squadra di calcio di cui faceva parte. Resta chiusa nel silenzio e nel dolore la famiglia di Giacomo Gobbo, il 19enne che ha perso la vita nel tragico schianto contro il rimorchio di un trattore all'incrocio tra via Commisso e via Guidini a Zero Branco. Profondo e commosso il cordoglio da tutta la comunità e dalla squadra dello Zero Branco FBC 1932, con cui, nonostante gli impegni universitari che portavano Giacomo a Padova per studiare, continuava a collaborare e a seguire il gruppo dei più piccoli. Un grande senso di tristezza quello della squadra che si stringe attorno alla famiglia e a tutti quelli che gli volevano bene. Tutti lo descrivono come un ragazzo eccezionale, sempre a disposizione degli altri, come dimostrato dal suo impegno nella comunità, dagli anni passati come animatore del Grest all'impegno con i più piccoli nel calcio. Proprio dalla società viene ricordato come un ragazzo d'oro, solare, scrupoloso, disponibile e altruista. Il presidente della società, Fabio China, affida ai social il suo messaggio: ciao Giacomo, continuerai a correre sui campi e nei pensieri di chi ti ha voluto bene. Un incidente piuttosto particolare, quello che ha coinvolto un camion che trasportava 9 tori uscito di strada tra Cavarzere e San Pietro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un autogru e un mezzo di soccorso stradale privato per le operazioni di recupero e messa in sicurezza del veicolo. Gli animali sono stati trasferiti su un altro mezzo per consentire le operazioni di recupero del camion. A seguito però dell'incidente uno dei tori è deceduto, mentre gli altri animali non hanno riportato particolari conseguenze. L'autista del camion è rimasto illeso. Incidenti questa volta sulla montagna. È stato celebrato ieri il funerale di Sofia Dalle Nogare nel Duomo di Schio, gremito proprio per l'ultimo saluto alla giovane donna di 24 anni che ha perso la vita domenica a Valli del Pasubio assieme al compagno di cordata Giosuè Baldissera. Nel Duomo gremito una comunità che si stringe alla famiglia di Sofia Dalle Nogare, la 24enne, tragicamente scomparsa domenica sul Soio d'Uderle nel gruppo del Pasubio. Il ricordo commosso nelle parole di Don Luigi Fontana, conosciuta anche per il suo legame con il mondo sportivo cittadino, il nuoto, la montagna, descritta da chi la conosceva come brillante, instancabile, vivace come un ruscello. Lascia a tutti un insegnamento e un monito legati al suo stile di vita. C'è un monte i cui sentieri possono essere percorsi da ogni uomo. Sono i sentieri che portano alla vita vera. Sofia ha scelto il cammino come cifra della sua vita, il salire come dimensione esistenziale. Siamo uomini e donne chiamati a non adagiarci, a non sederci appagati di ciò che siamo,
siamo esseri in cammino. Grazie Sofia per ricordarcelo con la tua vita. Siamo nati per essere creature in cammino. E da Schio un pensiero collettivo si è levato anche nel ricordare il compagno di arrampicata, il 25enne Giosuè Baldissera, che assieme a lei è rimasto vittima del tragico incidente in cui per causa al vaglio degli inquirenti sono precipitati per un centinaio di metri. Giovani vite spezzate che la comunità piange. Anche per il giovane vigile del fuoco che lavorava al distaccamento di Asiago è il giorno del ricordo attraverso un'ultima festa in cui i genitori accoglieranno parenti, colleghi e amici per l'ultimo saluto a casa. Voltiamo pagina, rimaniamo nel Trevigiano. Accusò 2 sacerdoti della diocesi di Treviso di abusi sessuali avvenuti quando era al seminario vescovile, provocando un terremoto interno. Il tribunale ha stabilito invece che quelle accuse erano false. Un 55enne padovano è stato condannato a risarcire i prelati con 100.000 euro, un calvario durato 6 anni. Per loro è proprio finito un incubo, mi hanno detto siamo veramente contenti perché per noi è finito un incubo, possiamo finalmente ricostruire la nostra dignità di fronte alle nostre comunità. 6 anni di calvario con addosso la pesante e terribile ombra di abusi sessuali, 6 anni durissimi nonostante la solidarietà dei fedeli e della diocesi di Treviso. Ora il capitolo che chiude la vicenda restituendo dignità e onorabilità a 2 sacerdoti. Perché il Tribunale di Padova ha accertato l'infondatezza delle accuse che colpirono Don Livio Buso e Don Paolo Carnio. A lanciarle, provocando un terremoto nel febbraio 2020, era stato Gianbruno Cecchin di Galliera Veneta, all'epoca 49enne, che denunciava di aver subito gli abusi dai 2 prelati 30 anni prima, quando, poco meno che ventenne, aveva frequentato il seminario vescovile di Treviso nel 1990. Una vicenda che deflagrò in tutto il Veneto, visto che Don Livio e Don Paolo erano volti molto noti. All'epoca l'uno parroco a San Martino di Lupari, dove si trova tuttora, l'altro monsignore al Duomo di San Donà, ora tornato a Treviso. I fedeli sotto shock, ma dalla loro parte la diocesi compatta nel rigettare le accuse. In pochi giorni decine e decine di sacerdoti e laici sottoscrissero una lettera che ricordava la loro vita in seminario, ribaltando la versione dell'accusatore, che però continuava a ribadire la terribile storia, ma senza arrivare a nulla di concreto. Il signor Cecchin non ha portato una sola prova del fatto che i 2 sacerdoti lo avrebbero abusato mentre era in seminario. Non c'è una sola prova, quindi solo accuse, calunnie e diffamazioni. Però il danno all'immagine è stato enorme per i 2 sacerdoti e per questo noi abbiamo deciso di avviare avanti al Tribunale di Padova una causa risarcitoria per diffamazione, perché queste cose che sono state denunciate non erano mai accadute e il Tribunale di Padova, con una sentenza di qualche settimana fa, ha riconosciuto la diffamazione e ha condannato il signor Cecchin a risarcire 50.000 euro per ciascuno i 2 sacerdoti. Insieme al riconoscimento della diffamazione, il Tribunale ha accertato anche la non attendibilità dell'accusatore, ricordando alcune qualifiche accademiche e attività di insegnamento che si era attribuito ma che l'università chiamata in causa ha smentito. È arrivata una parola di verità e giustizia, commenta in queste ore il vicario generale della diocesi, Monsignor Mauro Motterlini. Da parte nostra c'è stato fin da subito il respingimento di ogni accusa nei confronti dei 2 confratelli, 2 sacerdoti preparati e stimati. E ricorda come la diocesi ha preso seriamente a cuore la questione degli abusi, anche sulla spinta dell'impegno dei pontefici, da Benedetto XVI a Francesco fino a Leone XIV. Su indicazione del vescovo, Monsignor Michele Tomasi, infatti, ha istituito nel 2021 il servizio tutela minori e adulti vulnerabili, che è costituito da un centro di ascolto e da un'attività di sensibilizzazione e formazione diffusa sul territorio. L'accusa, se ci pensate, è andata al cuore della vita personale di questi sacerdoti, perché accusare degli educatori di abusare sessualmente di una persona che era affidata alla loro cura, alla loro educazione, è la cosa più grave che si possa fare per un sacerdote. Questi 2 sacerdoti hanno vissuto anni veramente difficili, sono stati sostenuti dalle loro comunità, dalla diocesi, dal seminario, e questa sentenza ristabilisce la verità del loro onore. Contratti con aumenti insufficienti, organici ridotti all'osso, la protesta ieri mattina, protesta nazionale del comparto sicurezza, il presidio veneto davanti alla prefettura di Padova per Polizia di Stato, Esercito e Aeronautica.
Mobilitazione nazionale di uomini e donne in divisa che incrociano virtualmente le braccia. Nel mirino della protesta di Polizia di Stato, Aeronautica Militare ed Esercito, il contratto e la carenza di personale che colpisce di conseguenza anche i cittadini, visto che parliamo di sicurezza e di garantire la serenità della vita comune. L'aumento del contratto è ben lontano dall'inflazione reale. I sindacati hanno calcolato per ogni lavoratore una perdita media di circa 300 euro al mese. Difficile persino coprire gli affitti. I soldi stanziati non vanno a coprire quello che è l'inflazione. Praticamente i soldi stanziati in questa contrattazione lasciano l'amaro in bocca, anche perché noi avevamo già chiuso un contratto 22-24 in cui erano stati presi degli accordi, erano stati presi degli impegni che non sono stati rispettati. Inoltre i sindacati di Polizia, Esercito e Aeronautica denunciano la gravissima carenza di organici che mette a rischio i servizi operativi in tutte le 7 province del Veneto, fanalino di coda in Italia davanti alla sola Lombardia per numero di agenti ogni 100.000 abitanti. Le criticità maggiori a Belluno ma anche a Padova. Padova abbiamo una questura che alcuni anni fa è stata elevata alla fascia A, quindi le questure più importanti a livello nazionale, comportava un aumento significativo di personale che non è mai arrivato. La provincia di Belluno, dove insomma la situazione stradale è particolare, siamo in piena montagna, abbiamo un 20% in meno, mi pare di ricordare, alla sezione di Belluno, ma un 45% a Feltre e a Valli di Cadore. Noi andiamo in pubblicità qualche minuto e poi torniamo a parlare dei ragazzi, di operazioni antibulli e di esami di maturità in corso proprio in queste ore. Siamo tornati in diretta con la prima edizione. Ebbene, parliamo di un corso di pizza anti-maranza a Silea, nel Trevigiano, nella casa degli anziani dove le generazioni si incontrano. Un progetto portato avanti dal Comune e dalla cooperativa sociale Itaca. E qui c'è l'intergenerazionalità, questo è il centro anziani di Cendon, è un'antinoia alla fine ed è imparare un lavoro, quindi alla fine noi arriviamo a raggiungere tutti gli obiettivi in un semplice laboratorio ed è una scommessa che abbiamo fatto partire, come dicevo prima, un po' di anni fa e per cui vale veramente la pena. Poi i ragazzi si impegnano tantissimo, vengono qua volentieri, la pizza piace, abbiamo un grandissimo insegnante, Luca Bonazza, che insomma sa coinvolgerli e anche tenerli in maniera sana. Un progetto che a Silea si ripete con tutta la forza dirompente che ha il mettere letteralmente le mani in pasta per imparare a fare la pizza. Togliere i ragazzi dai social e offrire opportunità è l'unica ricetta per guarirli, tra virgolette, dalle derive pericolose di questi anni. I ragazzi vanno seguiti, i ragazzi ci vengono dietro, i ragazzi basta fargli delle proposte serie e loro ci sono, è così. Oltre ad imparare a fare la pizza, qui si impara a collaborare per fare con le proprie mani qualcosa che poi verrà condiviso da tutti. Abbiamo avuto più iscrizioni degli anni scorsi, i ragazzi sono 18 iscritti e si stanno tutti impegnando moltissimo, quindi mi sembra accolto molto bene. Qui trovano la famiglia che magari in altri posti non hanno. Nei giorni scorsi altri ragazzi nel progetto Mato Grosso si sono proposti per piccoli lavoretti, il cui ricavato è andato in beneficenza. Nei prossimi giorni partirà il baseball, poi c'è la ricetta di Dino Longhino, il vero factotum del centro, che ha una sua via personale per farsi amici i giovani problematici. Entro dentro, se sono fuori seduti, prendo un sacchetto di patatine, prendo una bottiglia di aranciata, una di acqua, gliele porto fuori e gliele offro. E così siamo diventati amici. Qui da noi difficilmente ci fanno dei dispetti e questo è il mio metodo di approcciare. Qui una volta i ragazzi che si fermavano di sera lasciavano tutto in disordine, ora non più. Usano lo spazio e lasciano immacolato e anche i nuovi arrivati trovano soddisfazione. Io personalmente ho voluto fare questa attività per imparare una nuova soft skill, cioè quella di saper fare la pizza. Nella vita studio perché sto provando a finire il mio percorso di studi dei superiori al Mazzotti Serale. Ho voluto venire qua per provare a imparare qualcosa di nuovo, anche perché io in cucina non sono molto bravo, cioè per niente, quindi magari imparare a fare qualche piatto, soprattutto qualcosa di classico come la pizza, mi piace come idea. Così a Silea, mentre ci spostiamo a Padova per il racconto che ha raccolto e le testimonianze, le voci insomma di chi ha ieri svolto la prima prova di maturità. Oggi in questi minuti si sta svolgendo proprio la seconda. Sentiamo Valentina Visentin.
Io ho fatto la C1, che era un tema che parlava sulla meraviglia. E io invece ho fatto la traccia B3 di Frank Furendi, se non sbaglio, che parlava del confine tra le generazioni, in particolare tra l'adolescenza e l'età adulta, e c'entrava molto la maturità. È il tema dedicato alla meraviglia, partendo dall'articolo della giornalista tedesca Wenke Usman, la traccia che sembra aver più appassionato i maturandi alle prese con la prima prova dell'esame di maturità. Ho scelto quella perché il tema mi piaceva molto e mi sono venuti in mente dei bei collegamenti. Ad esempio? E ad esempio ci ho messo dentro Platone, ci ho messo dentro anche Leopardi e chi altro? Pascoli anche. Com'è andata? Allora, diciamo che è andata abbastanza bene. Io ho fatto la traccia C1, che riguardava la perdita della meraviglia e dello stupore da parte degli adulti. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, per l'analisi del testo, autori che spesso non si affrontano nel programma scolastico, hanno rappresentato un'incognita per molti. Di solito Cesare Pavese ce l'aspettavamo in prosa, e invece è uscito poesia, e mentre come prosa è uscito Brancati, mi pare, sì, che comunque ovviamente mai trattato, ma... Tracce... Allora? Un po' particolari, io non mi aspettavo, è uscito Pavese per la A e un altro autore che non mi ricordo perché non abbiamo minimamente fatto. Ecco, Brancati. Ho fatto C2 che sarebbe sulla fatica e quindi quanto è importante la fatica nella società, cos'è la fatica adesso. Per l'attualità anche un pezzo tratto da Svegliarsi all'alba di Mario Calabresi, per il testo argomentativo una traccia del giornalista scientifico Piero Bianucci e del sociologo Frank Furedi sui confini. Non facili, ma neanche impossibili. Cioè, erano fattibili. Poi speriamo bene, onestamente. Secondo me, però questi sono più difficili da sviluppare. Esatto. Nel senso che il materiale è relativamente poco, perché si può scadere facilmente nel banale. 7.438 gli studenti padovani che hanno affrontato la prima prova al liceo classico Tito Livio, e molti ieri sera si sono ritrovati a cantare con la chitarra la canzone di Venditti per celebrare la notte prima degli esami. Gli esami di maturità, nella forma rinnovata dalla riforma voluta dal ministro Valditara, prevedono ora la seconda prova di indirizzo, poi la prova orale. Per gli studenti l'ostacolo maggiore per ora è il caldo. Avevo almeno la fortuna di essere di fianco a una finestra, quindi... Ventilatore, poi ognuno aveva il ventaglio, poi c'era chi aveva anche il ventaglietto, quello che andava così, ero così e poi ero in secondo banco, quindi girava un po' il ventilatore. Io ero vicina all'unico ventilatore, quindi ho respirato un minimo, per fortuna. Faceva tanto caldo. Non solo le prove, anche proteste, quelle degli studenti con cartelloni contro la riforma Valditara appesi fuori da alcune scuole di Padova proprio nel secondo giorno della maturità. Protesta contro il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara della rete degli studenti medi di Padova nel secondo giorno di maturità. Gli ingressi dei licei Tito Livio e Duca d'Aosta sono stati tappezzati di volantini contro le misure prese dal ministro dopo le proteste degli studenti dello scorso anno che avevano fatto scena muta durante l'ultima prova degli esami di maturità. Un vergognoso tentativo del ministro di reprimere ulteriormente il dissenso studentesco anziché ascoltare le rivendicazioni che stanno attraversando le scuole di tutto il paese, hanno ribadito i rappresentanti degli studenti in una nota. Così dunque, ma rimaniamo a Padova per un tema che sta toccando molti cittadini e cittadine, quello del rinnovo e il passaggio dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica. Il Consiglio di Ministri ha annunciato che resteranno valide quelle cartacee fino alla loro scadenza di origine, nonostante era annunciato che sarebbero scadute proprio con l'entrata in vigore obbligatoria di quelle elettroniche a partire da agosto. Ci racconta tutto Valentina Visentin. Siamo con l'assessora del Comune di Padova, Francesca Benciolini, per parlare del tema delle carte d'identità. Per normativa europea dal 3 agosto del 2026 la carta d'identità cartacea non è più valida, almeno anche per l'espatrio, e quindi molti comuni, tra cui Padova, già nei mesi precedenti si sono attivati per sensibilizzare la popolazione al rinnovo e quindi al cambiamento della carta d'identità cartacea in quella elettronica che è valida per l'espatrio. Qualche giorno fa, per
però una nuova direttiva del Consiglio dei Ministri ha ricambiato quelle che sono le disposizioni, considerando le carte d'identità cartacee valide fino alla scadenza naturale. Questo però per i comuni ha generato un po' di confusione, soprattutto per comuni come quello di Padova, che si erano già attrezzati per affrontare questo rinnovo importante. E così, insieme a tante altre amministrazioni, assessore, avete scritto al governo per chiedere chiarezza. Ma cosa sta avvenendo? Allora, la confusione più ancora che nei confronti dei comuni a cui questa cosa non è stata comunicata, se non via mezzo stampa e all'interno di un decreto che riguardava lo sport, quindi non specifico su questo provvedimento delle carte d'identità, fa confusione per i cittadini e le cittadine che si sentono dire, dopo che per mesi abbiamo attivato una task force per poter provvedere ad avere per tutti la carta d'identità elettronica, si sentono dire no, la cartacea è ancora valida. In realtà non è vero, perché la carta di identità cartacea dal 3 agosto comunque per alcune funzioni, tra cui quella dell'espatrio, non sarà più valida. Quindi adesso dire che sarà valida quando lo è solo per alcune funzioni e per altre peraltro non lo sappiamo, per esempio tutta la relazione con gli enti privati, pensiamo alle banche, sarà o non sarà valida nei confronti di questi enti? Quindi il cittadino, al netto del fatto che sarà comunque un documento di riconoscimento, potrà utilizzarla per quelle che sono le funzioni per cui vengono normalmente usate le carte d'identità? Questo è una cosa che crea confusione, che non ha richiesto un'interlocuzione da parte del governo con i comuni in modo da poter anche provvedere a una comunicazione chiara, trasparente nei confronti della cittadinanza, crea confusione e mette nei comuni, che in questi mesi tra l'altro abbiamo provveduto a fare in modo che i nostri uffici fossero aperti in orari suppletivi, che ci fosse un allargamento degli orari, che ci fosse del personale dedicato, dedicando anche energie e costi a questa trasformazione. Oggi ci troviamo invece che siamo in balia di qualcosa e il cittadino naturalmente viene dai comuni a chiedere chiarezza e noi chiediamo che anche il governo sia chiaro in queste comunicazioni. Anche perché siamo in un periodo, quello estivo, ovviamente dedicato alle vacanze, e magari tanti cittadini sono convinti di poter andare all'estero con la carta d'identità cartacea, così non è. Esatto, questo è proprio il periodo in cui tante persone si accorgono all'ultimo, dopo aver acquistato un biglietto aereo, che non hanno la carta d'identità valida o non valida. È il periodo in cui siamo più carichi di queste richieste, e generare questa confusione sulla validità o meno della carta d'identità cartacea rispetto all'utilizzo per le vacanze crea naturalmente molta confusione, cioè rischiamo che ci siano delle persone che arrivano all'aeroporto con la carta d'identità cartacea convinti di poterla usare e invece non la potranno usare. Il comune di Padova, insieme a quelli di Vicenza, Firenze, Bergamo, Milano, Fiesole, ma si sono aggiunti anche più di recente anche Bologna e Torino, ha chiesto al governo chiarezza. Possiamo fare un appello ai cittadini, dando le indicazioni per il rinnovo della carta d'identità elettronica entro il 3 di agosto? Sì, oggi la carta d'identità elettronica è un documento importante non solo per l'identità in sé, ma anche per tutte le funzioni che ci apre la carta d'identità, quindi l'espatrio, quindi la possibilità anche di accedere ai servizi attraverso quelle che sono gli ingressi nei siti delle pubbliche amministrazioni. Quindi, visto che noi comunque come Comune di Padova ci siamo assolutamente attrezzati già da dicembre, ampliando gli orari, ed è possibile già oggi prendere appuntamento nei nostri uffici dell'anagrafe e andare a fare la CIE, l'invito è a quei pochi che sono rimasti, perché in realtà molti sono già venuti, di andare a fare la CIE, che così il tema si chiude e uno poi ha il documento che gli serve per tutte le funzioni. Questi dunque i consigli che arrivano da Padova, mentre l'azienda sanitaria della marca trevigiana, l'ULSS 2, dà il via libera e approva il regolamento per l'identità alias del personale nel percorso di transizione e cambio di genere. Ha chiesto di poter essere chiamata con il nome che la rappresenta, ora che ha iniziato il percorso per cambiare sesso. Si tratta di una dipendente dell'ULSS 2 che fin dall'età di 5 anni si era resa conto di essere in un corpo che non era il suo. Così ha deciso di iniziare questo percorso, ma ha chiesto all'azienda di poter utilizzare il nome che aveva scelto. L'ULSS non si è fatta attendere ed ha approvato il nuovo regolamento per la tutela dell'identità alias del personale che abbia intrapreso un percorso di affermazione di genere
dando concreta attuazione a quanto previsto dai più recenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità e della dirigenza. Insomma, la dipendente potrà, in attesa della conclusione dell'iter giudiziario di rettificazione anagrafica, avere il nome che ha scelto. Ringrazio l'azienda per aver recepito la mia richiesta di essere identificata con il nome nel quale mi riconosco, che sancisce il percorso di cambio di genere che ho avviato. All'inizio ho pensato che probabilmente avrei dovuto cambiare azienda una volta conclusa la transizione, ha spiegato la dipendente, perché non ero sicura di poter essere accettata come donna da chi mi aveva conosciuto come uomo. Così non è stato e di questo non posso che ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutata e mi stanno aiutando. Il nuovo regolamento disciplina in pratica le procedure di richiesta, le garanzie di riservatezza e le modalità di utilizzo dell'identità alias negli strumenti aziendali, quali badge identificativi, indirizzi di posta elettronica, targhette, turnazioni ed altri contesti organizzativi interni. L'approvazione del regolamento si inserisce nel percorso che l'ULSS 2 sta portando avanti per promuovere il benessere lavorativo, la valorizzazione delle persone e la qualità dell'ambiente professionale. È collegato nuovamente con noi il temerario Lucio Zanato sotto la canicola. Di dove sei, Lucio? Adesso dove ti trovi? Buongiorno di nuovo. Buongiorno, mi trovo nel cuore di Gemona e con Alberto Pivetta vi facciamo vedere un'esercitazione dei Vigili del Fuoco sulla fortezza di Gemona. Vedete, stanno srotolando il tricolore, ovviamente simbolo dell'Italia, ma simbolo anche di questo raduno del terzo raggruppamento degli alpini qui. E perché ho scelto questa zona? Per due ordini di motivi. Primo, perché il nostro Alberto Pivetta vi fa vedere una panoramica della piana, del tagliamento e poi delle montagne della Carnia, che secondo me è una cartolina che non ha eguali ed è anche un invito per chi non è mai venuto in queste zone a venire a vedere, venire a conoscere, venire ad apprezzare gli uomini, le donne, le famiglie friulane. E poi sono con Lino Chies, che in questi giorni, Lino, eccoci qua. Lino Chies in questi giorni è diventato sostanzialmente un divo, perché lui è la rappresentazione dei veneti, dei trevigiani che hanno contribuito a far rinascere questo territorio. Lino, guardando queste case, guardando questo paesaggio, cosa dire del vostro sforzo di 50 anni fa? Beh, abbiamo avuto un ottimo risultato, ecco. Però è stato un risultato di cuore ma anche di testa. Sì, perché soprattutto dell'umiltà dell'alpino che dava la propria manodopera stando agli ordini di chi sapeva ordinare, ed è molto importante questo. Diciamo che è una lezione anche per i giovani di oggi e non solo, per chi ci sta dirigendo. Sì, i giovani dovrebbero adeguarsi a queste cose, dovrebbero venire a vedere e guardare le fotografie e fare dei confronti e dire: ma come avete fatto? Spesso ci si chiede anche noi come abbiamo fatto a fare queste cose qua. Scusa, forse l'abbiamo fatto solo perché siamo stati agli ordini di chi sapeva più di noi, capisci? Quindi la lezione, al di là della solidarietà, al di là della volontà, è anche la capacità, come dire, di stare alle regole? Sì, di stare alle regole, ma soprattutto di ubbidire, di ascoltare quelli che professionalmente erano preparati per questi tipi di lavori, vale a dire degli urbanisti o dei grossi architetti e ingegneri. Cioè, ognuno deve fare il suo. Ecco, questa è la vera lezione. So che ho pochissimi minuti, Eddie, però volevo darvi ancora questa immagine facendovi vedere ad esempio che sono arrivati diversi camper. Ormai Gemona sa, come dire, come tutte le località che come dire, abbracciano gli alpini, sta per essere pacificamente invasa. Noi continueremo a raccontare questa Triveneta già da stasera con i nuovi servizi nei telegiornali. Poi vi ricordo dalle 21 abbiamo l'appuntamento 20 e 30
se non sbaglio abbiamo l'appuntamento con un concerto, anzi con una serie di cori in prima serata su Antena 3 proprio dedicata agli alpini, dedicata a questi 50 anni dal terremoto. Insomma, tante cose da seguire. Domani mattina torneremo dalle 8 in poi per raccontarvi il sabato, cioè il secondo giorno della 3 giorni alpina qui a Gemona. Insomma, tante cose da seguire insieme ad Antena 3 e al gruppo delle reti Media Nord-Est. E con questo linea a Treviso. Grazie Lucio, grazie ovviamente al tuo ospite Temerari, insomma tutti gli alpini, e anche ovviamente ringraziando i nostri operatori che stanno seguendo insomma queste cerimonie e tutto il raduno della Triveneta alpina. Io passerei dalle montagne carsiche invece al litorale veneto, perché si sono riuniti gli stati generali del mare proprio a Jesolo pochi giorni fa. I comuni balneari del Veneto fanno fronte comune e chiedono al governo strumenti adeguati per gestire le sfide legate al turismo. Al centro degli stati generali promossi da ANCI Veneto temi come sicurezza, infrastrutture, servizi e tutela del territorio. Obiettivo: trasformare le richieste dei territori in proposte concrete da portare al governo e al Parlamento. Anche la Regione Veneto sostiene il percorso per ottenere un riconoscimento specifico delle comunità costiere e lacustri, chiamate ogni anno a gestire milioni di presenze turistiche. Grazie alla conferenza dei sindaci del litorale veneto e al G20 Spiagge è stata elaborata una proposta che è al vaglio della Camera dei Deputati in Parlamento e che rappresenta proprio quello di adeguare i comuni che oggi hanno delle risorse limitate, perché viene ragionato sul numero di abitanti, su quello che invece è la capacità consolidata, quindi un dato di fatto di quello che è la presenza sul territorio del turismo. A rilanciare le richieste dei sindaci e anche ANCI Veneto. Secondo il presidente Mario Conte servono più risorse e un quadro normativo che riconosca il ruolo strategico delle località turistiche. L'obiettivo di ANCI Veneto è quello di sostenere i comuni in base alle loro necessità, alle loro criticità, con l'obiettivo di far crescere le nostre comunità e i nostri territori. Nei mesi estivi la popolazione di molte località del litorale si moltiplica e aumenta la pressione su servizi e sicurezza. Per il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, è necessario rafforzare il ruolo e gli strumenti della polizia locale. Le nostre polizie locali, almeno per Jesolo, si occupano di codici rossi, di vigilanza ambientale, edilizia, di baby gang, di maranza, attività da parte di polizia giudiziaria, quindi tantissime cose, e lo facciamo con un inquadramento da impiegati. Questo è l'inquadramento delle nostre polizie locali, quindi spesso li mandiamo anche in contesti delicati. Come amministratori responsabili non possiamo che sollecitare il processo di riforma della polizia locale che è attualmente all'attenzione del Parlamento. Tra le richieste dei sindaci anche norme e finanziamenti dedicati alle cosiddette città fisarmonica, territori che per diversi mesi all'anno vedono crescere in modo esponenziale il numero di residenti e turisti presenti. Le abbiamo elencate oggi e le abbiamo condivise nel corso del tempo con i sindaci. Sicuramente la sicurezza, sicuramente la gestione della viabilità, la gestione dei flussi, la gestione del tema casa, la gestione del tema lavoro. Da Chioggia arriva infine l'appello a investire sulle infrastrutture a partire dalla Romea, considerata strategica per l'intero litorale veneto. ANAS stava lavorando molto bene, aveva anche istituito doppio senso di marcia, c'è stato un cedimento alla struttura, alla soletta sotto, quindi sono intervenuti per sistemare quella parte, però sotto ci sono dei nidi di rondine, i nidi non possono essere spostati, i nidi vuoti non possono essere toccati perché ritornano. Io rispetto tutti, amo gli animali, però non è possibile che la nostra città stia pagando questa situazione che rischia di compromettere i lavori per 2 mesi e mezzo. Così dunque dagli Stati Generali del Litorale siamo in chiusura della nostra prima edizione. Non mi resta che ricordarvi la programmazione legata alla Triveneta Alpina domani mattina a partire dalle 8:15 per tutto il giorno, collegamenti da Gemona, da Tarvisio e da alcuni dei cantieri che videro protagonisti gli alpini nella ricostruzione dopo il terremoto, e poi a seguire domenica dalle 7:15 sempre del mattino racconteremo lo sfilamento per le vie di Gemona fino al passaggio della Stecca con gli alpini di Treviso, tutto il raduno del terzo raggruppamento alpini in diretta sulle nostre reti Antena 3.
Grazie dunque per averci seguito, chiudiamo questa prima edizione, l'appuntamento va ai telegiornali della sera, la programmazione pomeridiana e le previsioni del tempo invece subito dopo la sigla. Una buona giornata, arrivederci.